tutto, cucina, bagno, credenze, divano. Io abito al primo piano, ho mio papà al piano terra, siamo andati dentro, secondo me erano 4 personaggi, 2 sopra, 2 sotto, secondo le telecamere che ho visto qua dei vicini che sono riusciti a inquadrare 4 loschi figuri. Ladri scatenati a Galliera e non solo, molte abitazioni sono state prese di mira da una banda composta da 4 persone, più il cosiddetto palo ad aspettare in strada con il motore acceso. Una banda che non rispetta nulla, che butta all'aria case e appartamenti, che sventra perfino gli elettrodomestici pur di trovare qualcosa da rubare. E così nel sacco finiscono denaro, preziosi, monili, orologi, per non parlare dei danni che i malviventi si lasciano alle spalle nelle loro scorribande. Quel giorno là ne hanno passate 4, tra zona via Campagna e via Montinello Vecchio. C'è qualcuno che se li ha trovati in casa. Io per fortuna, la figlia più piccola era venuta via proprio alle 18 e per fortuna non era in casa. Io mi ritengo fortunato perché Certo. già sia mia moglie che le mie figlie hanno cominciato a dormire da sole lunedì, quindi sono passati 2 giorni prima di metabolizzare il discorso. E non è tutto, sono tanti gli episodi nell'Alta in questi ultimi giorni. Un'altra cosa che è stata qua vicino a noi se l'è trovata davanti casa, un altro era in cucina e non si è accorto di niente, l'altro è partito, è cominciato il cane a abbaiare e sono andati via. Cioè ci sono state tante cose il venerdì, il sabato ho sentito che era zona Castione, e la domenica zona San Martino Tombolo, il lunedì zona Fontaniva. La rabbia è tanta, va a braccetto con una presa di posizione fortissima su un tema molto complesso come quello della certezza della pena. Non si riesce a avere una certezza della pena per queste cose qua. Che all'estero o in qualsiasi altro paese, che ci siamo sentiti con amici miei all'estero, c'è la legge del taglione. Rubi una cosa, via un dito,